Se la mano che ha provocato il primo incendio avesse poi continuato anche nelle altre parti del capannone, sarebbe stato un disastro ancora più grande anche dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di disastro e quindi di dimensione del danno. Credo che siano tanti gli interrogativi, sia come sindaco sia come imprenditori, ma sicuramente questo tipo di atteggiamenti devono essere respinti, emarginati immediatamente, riconosciuti e messi subito sotto controllo, altrimenti non sono atteggiamenti che appartengono alla nostra comunità. Il sindaco di Isola, Francesco Gonzo, a Focus ieri sera ha indicato chiaramente qual è lo sfondo su cui convergono le indagini sul rogo che ha bruciato l'azienda del sindaco Di Malo. Del resto, lo stesso Moreno Marsetti ha ripetuto che l'attentato incendiario alla sua ditta in via Europa Isola è un'intimidazione di stampo mafioso ed è collegata alla sua attività istituzionale. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Venerdì gli amministratori locali col sindaco di Schio, Cristina Marigo, alle 17 in municipio a Malo porteranno la loro solidarietà a Marsetti. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni a dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, in una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso.